In onda alle Iene su Italia 1 un servizio da Punta Bianca ad Agrigento, eterna aspirante riserva naturale contro il poligono dell'esercito. Ascoltiamo in proposito il responsabile dell'associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo, che da anni invoca il rispetto della vocazione naturale e paesaggistica di Punta Bianca. Finalmente le Iene, dopo è un anno che ci andiamo dietro, finalmente ieri sera è venuto fuori un servizio, un ottimo servizio, non ha detto nulla di nuovo o nulla di diverso da quello che noi diciamo da anni, però è diventato ormai di ribalta nazionale e anche il governatore Crocetta ne ha dovuto prendere atto e ha dovuto ammettere che deve nascere la riserva e lui deve trovare un posto alternativo per le esercitazioni e un posto alternativo a Drasi. La soluzione è davanti agli occhi di tutti. Ormai da Roma a scendere tutti hanno capito, sia l'esercito che il Ministero della Difesa, che da lì debbono andare via. Le esercitazioni non debbono svolgersi più lì. Questo è ormai un concetto chiaro. Siamo riusciti almeno a far capire questo. Il prossimo passo necessario è quello, come dicevo prima, che Crocetta trovi un terreno alternativo per le esercitazioni militari. Siamo stati già convocati per giorno 25, noi le associazioni ambientaliste, ci sarà l'esercito, ci sarà Crocetta. Speriamo che si trovi, che si facciano i passi necessari per l'individuazione di un'area alternativa per l'esercitazione e contemporaneamente parta questa riserva naturale che tutti auspicano, però nessuno sottoscrive, che è ferma lì da 19 anni. Non dimentichiamo che la nostra richiesta è dentro un cassetto da 19 anni. Ovviamente la condizione essenziale perché si proceda alla dichiarazione poi di riserva naturale, alla istituzione di riserva naturale, la condizione essenziale è il trasferimento del poligono militare. Sì, questa sarebbe la cosa auspicabile. Nelle more noi abbiamo preparato una sorta di regolamento che l'assessore Croce sta sottoponendo all'esercito, con il quale noi diciamo quali potrebbero essere le prescrizioni nella more dell'individuazione di una nuova area. È ovvio che non si deve sparare di meno, è ovvio che ci debbono essere più mesi dedicati al turismo e alle scuole. Ci sono una serie di prescrizioni che noi abbiamo portato al tavolo delle trattative di giorno 25. Vedremo cosa esce fuori e speriamo che Crocetta mantenga questa volta la parola. Io ritengo che quella zona è l'ideale per un parco naturale. Sono contento che l'esercito abbia assunto questa posizione di grande responsabilità. E poi noi siamo sicuri che in tutta la Sicilia un posto un po' più consono alle esigenze dei militari sicuramente c'è. Qualche posto che è in mano alla mafia invece da bombardare sarebbe meglio. Perché no? Noi facciamo il nostro, quindi col Presidente Giulio Crocetta ci vedremo la prossima volta all'inaugurazione dell'Ordine Naturale. Ecco, sì, però per il frattempo fate in modo che anche l'esercito non bombardi me, voglio dire. Ci pensiamo noi, tranquillo, è una botte di ferro. Grazie.